Ciao a tutti, qui siamo alla trasmissione Daghe, mi sono Carlo Biggio, sono che vi parlo da Cadeseda e questa lingua che vi ho sentito è il tabarchin, quelle tabarchin e zenaise. Quello che vuoi far ricordare a tutti che per fine dell'anno noi facciamo delle traduzioni diverse dai vostri e quindi abbiamo anche dei toni diversi. Le nostre pietanze che vanno giù, il pilau, che è una sorsa con i granci a grancea, il cascà, a cornetta sorsa, e poi del lungo purchetto, l'angione, ma soprattutto sono anche i dusci che sono diversi dai vostri. Noi mangiamo il piede porco. Il piede porco che può essere dei due modi, in qua pasta di canestrelli oppure l'altro fritto con il succo e il limone. I canestrelli bagnati in muscatello, che sono molto importanti, e gigeri, che sono altre palline di pasta fritte con il succo, una specie di gatto, una cosa del genere. Dimmi che si beve anche tanto vino mentre che si mangia. Questi sono un po' i nostri toni particolari che sono per le feste. In particolare in città che stanno, che abbiamo un gin bugia con erbe di cadeseda, che a corne bugia da cui pigia anche un nome, l'origano selvatico, oppure bugia saverga. Questo sono me, questo è l'uomo pilau, auguri.